Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Benvenuti a Il Segno, appunti di grafologia. Oggi parliamo di cosa è la grafologia e gli ambiti di applicazione. Naturalmente ricordiamo che la grafologia nasce intorno al 1600 e il primo grafologo viene individuato in Camillo Baldi, filosofo, storico, medico, insegnante all'Università di Bologna, con la sua opera, la prima opera di grafologia del 1622, dove lo stesso studia il carattere della persona attraverso una lettera. Vi è il passaggio dei vari secoli fino ad arrivare al 1914 con la pubblicazione del primo trattato di grafologia, intelligenza e sentimento di padre Girolamo Moretti, francescano conventuale minore, considerato il padre della grafologia italiana, ma un astro nella grafologia, che individua un metodo scientifico. Che cos'è la grafologia? Intanto partiamo dal greco graphos, scrittura, e logos, trattato. La grafologia è la scienza che studia la scrittura che si muove sul foglio e che permette di individuare il qui e ora del soggetto scrivente. La grafologia non è chiromanzia, non è scienza che predice il futuro. Studia la scrittura, abbiamo detto, che si muove sul foglio. Naturalmente la scrittura non è forma, ma è movimento, ed è movimento dettato dal cervello. La scrittura non è staticità, ma è dinamismo. La forma nasce dal movimento. Gli elementi base della scrittura sono il gesto grafico, che è il movimento, il tratto, che è la scrittura, la pressione, che è l'energia, e la forza anche di volontà. La grafia distesa dal braccio e dalla mano è atta a rappresentare le funzioni psicomotorie e psico-intellettuali del cervello. Ecco che la grafia con la penna va a rappresentare le funzioni più sfumate del cervello. La grafologia comprende due elementi, i segni grafici e la loro interpretazione. Il rapporto tra gli elementi visibili, quindi i segni della scrittura, e quelli invisibili, cioè i dati psicologici. Guardiamo gli ambiti di applicazione della grafologia. Di cosa si occupa? Non solo delle perizie in tribunale, dove il grafologo viene chiamato come CTU o CTP, ma sono vasti i campi. Analisi della personalità, consulenza di coppia e familiare, orientamento di studi e professionale, consulenza peritale e criminologica, grafologia aziendale, grafologia in ambito sportivo, grafologia dell'età evolutiva, educazione del gesto grafico, grafologia nella scuola e anche la grafologia in campo medico. La grafologia ha valore scientifico, possiamo parlare di scienza, in quanto si basa su un metodo razionale e su un iter logico ben definito per l'analisi della grafia. Padre Girolamo Moretti diceva: la grafologia è una scienza sperimentale, principi e regole attraverso esperimenti e pratica clinica. Lo stesso Umberto Veronesi, sul settimanale Oggi del 4 agosto del 2004, ha detto della grafologia che senz'altro ha carattere scientifico. Se viene usata in modo corretto e integrata con le altre discipline come la psicologia, la psicanalisi, la fisiologia e le neuroscienze, la grafologia è un metodo scientifico che può aiutare a conoscere meglio le persone. E l'articolo 2 del Codice deontologico europeo afferma che la grafologia, scienza umana e tecnica d'osservazione e di interpretazione, permette l'indagine sugli aspetti cognitivo-temperamentali per mezzo dell'analisi della scrittura. Quindi, concludendo, il grafologo è lo specialista del linguaggio profondo. La grafologia non esamina il contenuto, le parole, i concetti, ma la grafologia esamina la forma, il disegno, il movimento della mano depositati sulla carta. If you just smile.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.